ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura un omicidio all'interno di uno studio medico di via Bassanesi a Favara in provincia di Agrigento. Una lite sarebbe finita nel sangue per cause ancora in corso di accertamento. A perdere la vita attinto da alcuni colpi di arma da sparo è stato il cardiologo Gaetano Alaimo. L'autore del delitto sarebbe già stato individuato, si tratterebbe di un giovane al momento ricercato. Aumentano i casi Covid nel Palermitano, per tale ragione la dirigente scolastica dell'Istituto Superiore Ugo Marsia di Carini, Simonetta Calafiore, ha firmato in queste ore una circolare con la quale impone l'uso della mascherina in classe per il personale e per gli alunni a rischio di sviluppare forme severe della malattia. Inoltre si chiede a quanti manifestassero dei sintomi di effettuare i tamponi rapidi e ripeterli dopo 5 giorni. La piccola bocca effusiva che domenica pomeriggio si era aperta alla base nord-orientale del cratere di sud-est dell'Etna non è più in attività. Lo comunicano gli esperti dell'INGV dopo la piccola colata lavica che nel tardo pomeriggio di domenica aveva fatto preoccupare i cittadini. Il vulcano è ora ricoperto di neve, uno spettacolo mozzafiato che in vista del calo delle temperature di questi giorni attira ogni inverno migliaia di turisti. Incendio in un appartamento di Via Oreto a Palermo, le fiamme sarebbero partite da una bici elettrica in carica che sarebbe andata in cortocircuito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia e 2 ambulanze. L'allarme sarebbe stato lanciato da alcuni residenti che hanno visto le alte lingue di fuoco uscire da un balcone del primo piano. Il palazzo è stato invaso dal fumo. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Indagini sono in corso per la verifica dei danni e l'agibilità dell'immobile. È tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.